Io sono preoccupata per i miei figli perché lavorano tutti e tre, però io penso per l'avvenire, perché questi hanno avuto lavori, come dire, non continuativi. Che pensioni avranno questi giovani domani? Cioè sarà una società di poveri praticamente. Io, facendo una battuta con mio figlio, ho detto: beh, senti, ti prometto che vivrò fino a 100 anni, così ti do una mano. Ma non è solo un problema loro che è molto importante, è un problema anche nostro, perché se non ci sono i giovani che lavorano, chi è che ci paga le pensioni? È secondo me un problema veramente serio, che deve essere affrontato adesso, non puoi farlo oggi per domani, lo devi pensare adesso per il 2040, 2050, 2060.